edizione dal 1991, quindi sono più di 20 anni che il premio va avanti. Per un premio di letteratura non è poco, perché purtroppo, come sappiamo, vivendo la letteratura, la poesia, poco spazio nella nostra società. I premi ne nascono tanti e di riviste letterarie anche ne nascono tanto, ma c'è, come si dice, una mortalità molto elevata. Attualmente ci sono circa 2000 riviste, ma di queste 2000 riviste statisticamente risulta che solo poche centinaia vanno avanti negli anni. La maggior parte, oltre l'80%, va avanti per tempi brevissimi, magari un solo numero soltanto, o al massimo 3-4 numeri, un paio d'anni, e poi sparisce, generalmente per problemi economici. Passiamo alla terza sezione, che riguarda la raccolta edita di poesia. Per Canti di libertà, di solitudine e di amore, edito dal Convivio, il premio è a Ignazio Salvatore Basile. Grazie. Sono i libri. Grazie. Si vuole fare la foto? Non si vede. Allora, Giulia Ferrera legge Fiori di Antochia di Ignazio Salvatore Basile. Addio, fiore di Antiochia, ho succhiato il tuo nettare per un giorno e poi son volato via. Ah, se il destino non mi avesse fatto ave, ora non sarei qui a cercare di fiore in fiore la felicità che non esiste, ma sarei tra i tuoi petali odorosi d'amore. Letizia senza fine. Forse ci ritroveremo nel cosmo senza tempo, quando non saremo più materia che ingombra lo spazio, ma primigenia essenza divina. E ci uniremo, flusso circolare senza età, letizia eterna, gioia dell'universo senza fine. Il tempo dell'amore. Forse ti ho amato tanto tempo fa, quando tu, vestale di Ippocrate, manipolavi casta la materia sacra al tuo Dio. Forse mi avresti amato in un altro tempo, ove avrei disegnato con le parole odi al profilo greco, nei bianchi veli avvolto. Forse ti amerò domani, ma oggi è lontano il tempo dell'amore. Allora, per Valentina